Le turche in rivolta contro Erdogan e il governo di Ankara per l'abrogazione della Convenzione sulla sicurezza delle donne. Il racconto di Mario Fafangel, medico che abita in Italia ma guida il Servizio Epidemiologico Nazionale sloveno. Le proposte europee e dei paesi del Mediterraneo per programmare la prossima stagione balneare. L'estate in spiaggia nelle speranze e nell'azione degli albergatori e dei governanti del Friuli Venezia Giulia. Gli ebrei in Estonia, le tracce di una storia colpita dall'Olocausto con una comunità che riscopre la propria cultura. Non camminerai mai da sola. Mentre gli agenti le trascinano via, non smettono di urlare con quanto fiato hanno in gola il loro grido di battaglia. Voci interrotte come i loro diritti. Siamo nella centralissima piazza Taksim a Istanbul, in uno dei tanti presidi di protesta a cui le donne stanno dando vita. Senza sosta, dal cuore della metropoli ai quartieri più periferici, a Istanbul e nel resto del paese, brandendo come bandiere la scritta «La Convenzione di Istanbul è nostra, non cediamo alla nostra rivolta», è dappertutto e ogni giorno. Una mobilitazione permanente per non arrendersi alla decisione di Erdogan di stracciare il primo accordo internazionale mai firmato al mondo per prevenire e combattere le violenze contro le donne e gli abusi inflitti nel chiuso delle pareti domestiche. Un colpo inferto a freddo nel paese dove non passa giorno senza che una donna venga uccisa. Quest'anno sono già oltre 70 in meno di 3 mesi. Il cielo opaco dell'incerta primavera di Istanbul sembra lo specchio di uno stato d'animo diffuso. Il governo sostiene che le nostre leggi siano sufficienti per tutelarci, ma non è così. Nella nostra cultura, a immagine e somiglianza dell'uomo, i diritti delle donne non sono tutelati. Non lo erano neppure quando la Convenzione di Istanbul era in vigore, ma quell'intesa era un'ancora alla quale potevamo aggrapparci. Il fatto che ora ne siamo tagliate fuori diventa un alibi per aggressori, assassini. Crimini contro l'umanità. Così lo scorso marzo Erdogan aveva definito le violenze fisiche e psicologiche inflitte alle donne. Siamo in grado di proteggere le donne con le nostre leggi, ha incalzato il suo governo. Eppure nessuna modifica legislativa, nessun giro di vite è riuscito a contenere questa ferita aperta nella società turca. Lo scorso anno i tribunali hanno emesso oltre 5.700 sentenze di condanna nei confronti di uomini violenti, davvero poche a fronte degli oltre 270.000 imputati che hanno subito restrizioni o sono stati posti in centri di disintossicazione da droghe o alcol. Avevamo bisogno di applicare fino in fondo i principi della Convenzione, invece di rigettarla. La verità è che moriamo, ma non interessa a nessuno. È come se fossimo senza rete, ora ci sentiamo più insicure, più vulnerabili. In una Turchia frustrata da una crisi economica che la pandemia ha reso ancora più cocente, con la lira che oscilla pericolosamente sulle montagne russe dei mercati, Erdogan sta cercando di serrare le file della sua base elettorale. Ed ecco che nel mirino rispunta il partito filocurdo EDP, la terza forza politica rappresentata in Parlamento, sul quale ora pende una richiesta di messa al bando presentata alla Corte Costituzionale. Ed ecco la decisione, presa anche a costo di alienarsi l'elettorato femminile, di affondare la Convenzione di Istanbul, un accordo che, agli occhi dei notabili dell'alleanza di governo, nutriti della cultura islamica più conservatrice, è una minaccia, un tentativo di scardinare i valori della famiglia tradizionale, uno strumento di propaganda per la comunità LGBT, sempre più discriminata nel paese. Si parla tanto di ancoraggio all'Europa, la verità è che ce ne stiamo allontanando. Spero solo che ci ripensino, che non tengano noi donne in ostaggio. Speranze e arrabbiature, aperture e chiusure, la gestione della pandemia è difficile anche nella vicina Slovenia, uno stato di circa 2 milioni di abitanti. Nel paese vige il coprifuoco notturno, le scuole sono aperte ma molte classi finiscono in quarantena. I ristoratori possono servire i clienti solo all'aperto. Ai confini i controlli sono rigorosi, ma per i lavoratori transfrontalieri sono garantiti tamponi gratuiti.
A guidare il servizio epidemiologico nazionale sloveno è il dottor Mario Fafangel, una personalità della frontiera. Vive in Italia, a Mugia, vicinissimo a Trieste. È cittadino sia sloveno sia italiano. Le sue origini sono però di Lussino. Si è laureato a Trieste, ma lavora a Lubiana. La moglie è italiana, anche lei medico. Durante la pandemia, in Slovenia la sua mascherina rossa con lo stemma di Star Trek è oramai un simbolo positivo che gli sloveni inconsciamente associano ad un medico che ti aiuta. In Slovenia la curva epidemiologica, dopo una fase di stagnazione, sta pian pianino ritornando a crescere, e questo è preoccupante da un punto di vista epidemiologico, da un punto di vista di interventi che dovremmo fare, forse anche a causa delle nuove varianti che sono un po' più, trasmissibili e al momento stanno causando un po' di problemi in Slovenia. In Slovenia la polemica sulla gestione del Covid è feroce, però uno dei pochi punti d'incontro tra i medici e la politica e tra il governo di centrodestra e l'opposizione di centrosinistra è l'obiettivo di tenere aperte le scuole. La battaglia è sul come. Scienza e politica, decisioni difficili da una parte e dall'altra. Noi cerchiamo di dare i dati di cui disponiamo e di migliorare questi dati sempre. Le scuole come priorità, perché da un punto di vista di società è quello di cui abbiamo bisogno. Di riuscire a salvaguardare i giovani, i ragazzi, la loro educazione e di investire in questo, perché non è semplice come teniamo le scuole aperte a ogni costo. No, teniamo le scuole aperte e teniamo le scuole sicure. Quindi bisogna investire in una modalità per tenere le scuole sicure, sicuri gli studenti, sicuri gli insegnanti e tutti i dipendenti del sistema scolastico. Voi epidemiologi siete medici, siete politici, siete sociologi? Medici, assolutamente medici, professione medica, specialità in medicina, in Italia igiene e prevenzione credo, in Slovenia sanità pubblica con sottospecializzazione di epidemiologia. Quindi questo è quello per cui abbiamo studiato tutti questi anni, non ce l'aspettavamo, a volte andavamo in altri stati per usare tutto quello che abbiamo imparato in un'epidemia, una pandemia, adesso in Europa purtroppo. Lei ha affrontato l'epidemia di Ebola in Africa, può fare un paragone? Un'epidemia difficile di una malattia che da un punto di vista epidemiologico forse è quasi più gestibile, no? Molto chiaro chi è malato, molto chiaro quali sono i contatti, molto chiaro che devi fermarla a ogni costo. Una malattia respiratoria come il Covid è molto più difficile, no? Molto più difficile da un punto di vista di comunicazione con la popolazione. Gli interventi per arginare l'epidemia in Slovenia e in Italia sono molto simili, ma le comunità cosa chiedono alle autorità sanitarie? Quello di cui abbiamo bisogno è di un po' più di certezze, di riuscire a anticipare quali saranno gli interventi a seconda della situazione epidemiologica. La Commissione europea sta valutando un Green Pass, un certificato, una carta verde che ci aiuterà a avere in un unico posto dati sul vaccino, sui test e alla fine anche sulla pregressa malattia, e questo potrebbe essere un modo per riunire finalmente l'Europa, mantenere i confini aperti e mantenere un controllo sul virus. Sarà una Pasqua blindata. La terza ondata di contagi impedisce anche quest'anno che i flussi turistici si traducano in un anticipo di stagione, ma sull'estate 2021, traino per la ripresa, puntano i 30 milioni di addetti del settore in Europa. L'accelerazione delle campagne vaccinali significa la conquista del bene immateriale oggi più inseguito, il Covid-free. Sin da gennaio diversi stati hanno rilanciato l'idea di un passaporto vaccinale, accolta dalla Commissione europea che una settimana fa ha proposto il Green Pass, un certificato digitale per circolare all'interno dell'Unione. Attesterà che la persona è stata vaccinata contro il Covid o si è sottoposta ad un test con esito negativo o abbia sviluppato anticorpi nel caso sia entrata in contatto con il virus. Sarà disponibile entro 3 mesi e gratuito. Un codice QR ne garantirà la sicurezza e l'autenticità. Ma quali saranno i vaccini validi per il Green Pass? Per l'Europa quelli approvati dall'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, una discriminazione, ritengono i ministri degli esteri di Ungheria e Serbia, paesi che nelle campagne vaccinali stanno utilizzando anche dosi del russo Sputnik e del cinese Sinopharm.
Sul documento verde la Serbia, esterna all'Unione, ha già le idee chiare. Mentre l'Europa discute sulle norme che regoleranno il Green Pass, sviluppatori a Belgrado studiano come il sistema potrebbe funzionare nella pratica per i 450 milioni di cittadini europei. Un'app mobile è già stata testata ed è operativa. Ne vidim neki problem. L'applicazione può diventare una soluzione paneuropea. Il sistema non è stato progettato per essere specifico in un paese, ma per essere adattabile. Ad oggi opera in Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia e Regno Unito. Ora dipende da ogni nazione. La nostra esperienza ci dice che i paesi nordici sono molto più veloci nei processi digitali di altri stati dell'Unione Europea. UK. Per la Grecia il turismo vale il 20% del PIL. Dai 31 milioni di presenze annue è passata nel 2020 a poco più di 7. In attesa delle decisioni di Bruxelles gioca d'anticipo. Da maggio revocherà la quarantena di 7 giorni per chi entra nel paese con certificati vaccinali, di immunità o test di negatività. Eventuali costi sanitari per i visitatori saranno a carico dello Stato, annuncia Aris Theokaris, ministro del turismo, che per il Pass Made in Grecia ha firmato un accordo con Israele ed è già al lavoro con altri 10 paesi. Entro fine aprile Atene prevede di completare il piano vaccinale per 300.000 dipendenti del settore turistico. Meganisi, Calamos, Castos, isole che assieme a Castellorizo sono rientrate in una campagna vaccinale a tappeto per preservare il Covid-free. Un valore per i turisti ma anche per i residenti, soprattutto nelle piccole isole che non hanno grandi ospedali. Le navi da crociera erano diventate uno dei simboli della pandemia, travolte dai contagi a bordo, costrette in mare per i dinieghi allo sbarco. Perché la stagione sia in parte salva e abbia un senso rimettere tutto in attività, bisognerebbe diventare operativi al massimo entro agosto, dice l'ufficiale capo della Celestial Experience, ferma al Terminal Crociere del Pireo, come molte altre navi da febbraio dello scorso anno. Attraverso la nostra associazione abbiamo chiesto che gli equipaggi abbiano la priorità per la vaccinazione perché visitiamo paesi lontani e entriamo in contatto con nazionalità diverse. Evitare il balletto dell'anno scorso, consapevoli che il quadro pandemico è addirittura più severo, ma che i vaccini miglioreranno sensibilmente la situazione già nei prossimi mesi. I confini per i turisti attualmente sono aperti, ma con regole molto stringenti, sia in entrata che in uscita dall'Italia, a seconda dei paesi. A preoccupare le regioni adriatiche, che ogni anno attirano centinaia di migliaia di turisti da Germania, Austria e Nord Europa, sono quarantene e tamponi che potrebbero scoraggiare i visitatori. Spero che a livello europeo, visto che il rifornimento europeo per quest'estate arriveremo a una copertura vaccinale importante, seppur non esaustiva, che possa quindi mettere in sicurezza buona parte della popolazione. Dall'altro credo che tutte le misure di contenimento della mobilità delle persone bisogna utilizzarle con estrema cautela, perché altrimenti si rischia anche in questo caso di vedere situazioni come lo scorso anno dove si ipotizzavano corridoi turistici e in realtà quei corridoi sono stati quelli più infettati proprio durante la stagione estiva. Ogni Stato peraltro vaccina a ritmi diversi ed è improbabile che entro giugno riuscirà ad avere immunizzato gran parte della popolazione. Per questo le località cominciano a muoversi assieme alle associazioni di categoria. Il progetto di Lignano, ad esempio, è quello di organizzare un centro tamponi rapidi gratuiti per gli stranieri che soggiorneranno nella località. Sicuramente dobbiamo attendere un attimo la chiarificazione del quadro normativo, anche perché l'Europa sta parlando del passaporto vaccinale come strumento di facilitazione degli ingressi e delle uscite dai paesi. Chiaramente noi ci stiamo tra l'altro organizzando per prevedere in loco un centro tamponi che possa risultare utile non solo agli operatori turistici ma anche ai nostri turisti. Albergatori e ristoratori non vogliono saltare la coda e passare davanti ad altre categorie a rischio, ma chiedono che gli operatori del turismo siano considerati prioritari e siano dunque vaccinati prima possibile. La stagione balneare potrà partire già a fine maggio, solo con protocolli chiari e indicazioni rapide.
È una stagione che parte zoppa in quanto perdiamo Pasqua, che per noi è un periodo molto importante. Ci auguriamo che possa partire in anticipo rispetto all'anno scorso. Per questo chiediamo anche che all'interno della nostra località, o comunque per le località turistiche, venga previsto un piano vaccinale per gli operatori del turismo e la possibilità per i turisti di fare dei tamponi rapidi nel momento in cui le loro nazioni prevedano un tampone al rientro in patria. Chi sulle spiagge adriatiche vive delle presenze straniere è comunque ottimista, nonostante i ponti di Pasqua, Ascensione e Pentecoste siano ormai compromessi. In spiaggia, grazie all'esperienza del 2020, si cercherà di replicare i numeri tutt'altro che negativi della scorsa stagione. Tolto giugno, da luglio a settembre la prima estate in era pandemica non era stata drammatica. Partiamo da una situazione in cui tanti protocolli sanitari li abbiamo già sperimentati, quindi sì, abbiamo già tutte le attrezzature per sanificare gli ombrelloni, i lettini, abbiamo tutti gli igienizzatori, i braccialetti, il tracciamento, cioè ci siamo già organizzati, ecco, per affrontare un'estate come quella dell'anno scorso. A livello economico l'anno scorso per gli stabilimenti balneari chiaramente c'è stata una flessione perché abbiamo perso un mese di stagione, ma nel complesso insomma è stata una cosa sopportabile. Con il probabile calo dei contagi in primavera inoltrata diminuiranno le restrizioni e riapriranno i confini. L'importante però è non ripetere gli errori dell'anno scorso, confidando in una strategia comune, almeno a livello di Unione Europea. Non condivide certo con le altre capitali baltiche una lunga tradizione ebraica, eppure anche Tallinn non è priva delle tracce della presenza di una comunità attiva. Gli ebrei d'Estonia arrivarono qui prevalentemente nel XIX secolo dalla Russia per essere spazzati via meno di un secolo dopo dalla furia nazista prima e dall'antisemitismo sovietico poi. È stato solo dopo l'indipendenza dall'URSS nel 1991 che chi ha fatto ritorno dopo la guerra ha lavorato per sottrarre gli ebrei d'Estonia dall'oblio. Ma si è dovuto attendere solo il 2000 per veder nascere un centro della comunità, dice il suo direttore Vadim Rivlin. Il nome del centro, Dor Vador, richiama l'idea di tramandare di generazione in generazione la tradizione ebraica. La comunità ebraica in Estonia è piuttosto piccola, siamo circa 4-5 mila persone in tutto il paese, concentrati per lo più in Tallinn. Dopo l'indipendenza 30 anni fa abbiamo provato a ricostruirla, una comunità libera di organizzare la vita secondo le regole ebraiche. E questi 30 anni sono un esempio di integrazione non così scontata in un paese ex sovietico, capace di superare anche le differenze linguistiche. Storicamente la nostra comunità è di lingua russa perché molti di noi sono arrivati dall'Unione Sovietica dopo la guerra, ma non c'è una questione linguistica. Tutti noi parliamo anche estone e poi studiamo l'ebraico sin dall'asilo per usarlo tra di noi. Collaboriamo strettamente con l'amministrazione comunale. La nostra scuola ebraica cittadina festeggia 30 anni, ma lavoriamo quotidianamente anche con il governo. Ovviamente ovunque ci possono essere problemi e confronti, ma in generale è tutto a posto. Ricostruire dunque anche in senso letterale, a cominciare dalla sinagoga, distrutta dai bombardamenti tedeschi nel 1944. Il nuovo edificio, completato nel 2007, è stato sin da subito il fulcro della nuova comunità. Non è stato semplice, dice il rabbino capo Shmuel Kot. Gli ebrei in Estonia hanno sofferto 2 volte a causa dell'occupazione nazista prima e del regime comunista dopo. In Unione Sovietica non si poteva vivere secondo le regole ebraiche e dopo l'indipendenza non è stato facile, ma quando abbiamo costruito la sinagoga la gente ha cominciato a venire qui. La nuova sinagoga di Tallinn è in un tranquillo quartiere della città a ridosso del porto. Come in tanti altri luoghi del mondo, è un edificio presidiato da dispositivi di sicurezza, anche se la convivenza con il resto della popolazione è decisamente pacifica. Certo, casi di intolleranza non mancano e di uno di questi è stato testimone di recente lo stesso rabbino Kot, vittima di un'aggressione verbale di giorno in pieno centro. In generale in Estonia ci sentiamo liberi, io giro continuamente per la città e non c'è dubbio che tutti mi riconoscano come ebreo e nel 95% delle situazioni non avverto alcuna ostilità.
ma devo dire che ci sono ancora delle situazioni in cui emerge l'antisemitismo. Non è ostilità aperta, ma la puoi percepire. Secondo il rabbino Koht non bisogna mai sottovalutare i segnali. Il passato, soprattutto qui in Estonia, è ancora troppo recente per dimenticare. Il piccolo museo della comunità è proprio qui a ricordarlo. Una storia tristemente uguale a molti paesi, eppure unica. L'Estonia fu l'unica nazione d'Europa a essere dichiarata Judenfrei dai nazisti. Dopo lo sterminio di 1000 ebrei sul suolo estone non ne rimaneva infatti più neanche uno.